il brutto io, ma di che resta giù per due, assista la moneta di 600 franco, bene. Ma invece la mia era una moneta di 600 franchi, era una moneta di 100 franchi, oh brutta rospa. Ma te da se? Sì, oh Piero, oh Topoeron, quel che ti fa il muro di crepacœur, per dire una bestia come Moer, oh Piero, se, oh l'Indenou, oh Lazarou, oh il Maiapà tradimento. Santa Vergine della Gamba! Madonna mia che pura sete! Madonna mia sete! Oh Signore, ma sta senza mia avesse! Aiuto! Signore, ho il mecher! Ho il mecher! La sua bocca a bocca, Ducarani! La famiglia me la respira sua bocca a bocca, alla gaffiacca la spesa, quando era amica di lui. E se me è stata cassata dentiera, piuttosto sapere la pompa della bicicletta, va bene? Ne, c'è. Me, dighereste, ma sa che fa il Signore. Quello che lui decide è sempre più facile. Ma cosa dice? Cosa intende mamma? Pota, se lui ha il velindazione, se lei la velindazione insieme a questo angelo che anda che per, se lui vuole trasladare in paradiso, pota c'è, si ho fatto la volontà del Signore. Mamma, ma per me la Lucrezia è morta stecchita, ne? Vabbè, buono. Te la ecca, e adesso cosa succede poi? Ma fai adesso? Me adesso pensi, adesso sai cosa succede? Se le c'è che pensi, tutte le nostre preoccupazioni, che adesso è finite. Allora te, e mi ha detto che quando al Muriel Gru che la bacchetta che sareste curiti tre, ecco, adesso, mantieni la tua promessa. Il fantasma che è qui di tre, la prima persona che le stinga da fa anche la cacchè. Alleluia! Meno male! Però Piero alla mia staccia di parola, ne? Perché? No, la mia mantenina so promessa che era di fansa che quando partia in dove la nascondici solo c'è uno spadere. Un po' canile ira te. Certo. Messo mia come fai andare in paravicchi in bruio bene perché Paolo. Ma Ada, ma è la che fa prima che la veste che? Una maglietta mi mamma. Spiegazioni su dove il Piero baciò che ha nascosto le calanche. Ma sta facendo intorno a me. Allora, alla terra. Quanto cambia? Quanto c'è ancora? Certo, ma ascolti me continuamente mellifluo è per la pressione arteriosa. È una resmia che Fa bene camminare a metà sempre tempo. su che almeno neanche il corazzo circonvallatorio. Terve la donna. Certo, ma ascolti me, ma cosa me farai? E tutte quelle palanche che
non ci parla Me desmette sube de Laura. Endel dell'istituto de bellezza. Come prilla ma sa fos giunfai l'aer col silicone. Ma sa fos giunfai stome col silicone. Ma sa fos... Adesso, smettila che la gente per la Facciamo. E invece, se sei contenti di molto meno, compri una bella Ferrari rossa, toccate su una bella schiena per fare rapidi i miei amici alla porta sono fino sui Bermuda. Ma con la macchina può? Che andare su con cos'è? Prima sul treno di isole. Carimi, tu paperone, paperone, ma saresti a mia messa in prima quante che lei chi parla anche che. Me, non deve sta lettera. Me per esempio, a me sei contenta resta del voto di meno per voto. Allora, è una bella pelliccia di bisone lunga fino a fondo ai piedi, come quella della Maria Bagnata che è là in giro per il paese che la sembra la principessa del pisello. E dopo una bella vasca di bagno grande, di quella che lo scioppo foracco di tutti i bandi, per curare i dolori romantici che go addosso, come che la si chiama la vacussi. Ecco. Ah no, la Iacussi. Ecco, una bella vacussi tutta per me. E dopo, vabbè, 10-15 euro per fare di una messa allo spalle. E se generose is la sala sua famiglia, hanno dandelo e della mia vacussi. La derde. Hai toccato. Che bagna anche a me o collasso? Aspetti che mi sa calma il cuore, no? Vai, derve la docca. Dai. Gentile famiglia de Piero Bacioc, anselote. Grazie per l'ospitalità, li stacchiamo un po'. Approfitto della partenza dell'aldilà della mia Lucrezia per correrci dietro poi io. Così se apri ancora una volta la bocca, gliela sero subito io. E così vi liberate anche della buonanima del Piero Saunetta, si è ringraziato ok. Volevate sapere in dove il Piero ha scondito le palanche? Ve lo dico bello chiaro. Quando è morto, al momento di serrare giù la cassa, un notaio confuso nel mezzo agli ospiti gli ha messo dentro tutte le sue palanche perché le aveva vinte lui e erano soltanto le sue, aveva deciso di portarsele dietro nell'aldilà. Io il mio dovere l'ho fatto, ciao, ci vedremo lassù. Il vostro Piero. Disgraziato, porco e li frucù, e perché non dai sempre risolce la Lucrezia per fare dei messi? Oh, E adesso cosa fai? Ma semplice. Va al cimitero, andare fuori la tomba e te vuoi palanche no? ma mi dica che ti avevo da siete scemo. Ma perché? Ma sono ricorda mia che se fai brisare e il palanche gli è brisare insieme con lui. Che disgrazia! Disastro te lo diremo. Che disgraziato la ridì. Ah, ma adesso c'è, ma vendi che me. Ceneri appartenenti al defunto Piero Bacioc. Adesso sta sendo il posto che sta merita. Ma
avrei mia casa sul papà del cesto. L'avrei sbuglica sasole intera che sto che. Ma chi ne sai che quando lo porta là per far brusare, era su mia me rotto il fure, che era problema con la legna. Ma tu sta che gagni fa un fil de feu e basta. Sostaccia a me dite un po' di sender in quella cassettina che per da fa oltre l'idea di esga morto spade. E adesso cosa fai? Adesso, cari mestieri, mi si cade un tandrei maneghe ed è andai noter ed è per noter. Ciao Ferrari, ciao Vasca de Ban, ciao pelliccia di visone. Addio silicone! Hai capito, cara la mesette, che si stai che brai tutta la sera a ascoltare la nostra avventura. Adesso ascoltiamo il momento e sguri bene le orecchie perché a quello importante di dire a che il proverbio bergamasco che si è inventato apposta per la nostra storia e che dice chi spetta i scarpe di morto i cammineranno per lui per tutta la vita. La compagnia Fides e Labor ringrazia il pubblico intervenuto, il comune di Alzano Lombardo e il caffè del museo che hanno reso possibile lo svolgimento di questo evento. Passo velocemente a presentarvi i componenti della compagnia. Angelo Giorgio Pellizzoli, che ha curato anche le nostre scenografie. Pelliccioli per me. Don Redento il parroco, Aronne Luzzana. Piero il fantasma, Manuel Piazza. Lucrezia, la moglie di Piero Fantasma, Sara Ghidotti. Medium Marco Scarpellini. Candido aiutante del medium Paolo Velotti. Mago Maghino Renzo Ghilardi, che ha curato anche la regia del nostro spettacolo. Teresa Alessandra Lombardini. Tina, sua figlia, Valentina Vertuani. Beppo, suo figlio, Claudio Zanchi. Rammentatrice Rosanna Gelpi. Tecnici audio e luci Giovanni Ghilardi e Pablo Cattaneo. Assistente del mago. Creppo. Grazie a tutti, buonanotte a tutti.